Prova, prova. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di cuore di essere qui. Questo è il secondo appuntamento del progetto Trama di libri e di notte, che se pensato solo da questo punto di vista, che sulla base del titolo forse non rende giustizia ai contenuti invece che il progetto ha. Intende infatti anche il titolo, dico, giocare un po' sulle parole, quindi trama di libri, ma trama anche intesa come intreccio, come insieme di fili che collegano e vogliono collegare le nostre comunità dal punto di vista storico, dal punto di vista letterario, dal punto di vista artistico e dal punto di vista musicale. E così è con questo intento che nasce questo progetto. Dicevo, il secondo appuntamento, il primo è già stato fatto a Virgoli con il sottotitolo Virgoli sulle ali della memoria, il titolo di un libro scritto dal professor Lussurio Monni, mio padre. L'amministrazione comunale di Virgoli ha voluto in quella circostanza ricordare lui e rendergli omaggio. Subito dopo io ho presentato l'idea di questo progetto alla sindaca di Olzai, Maria Maddalena Agus, che ringrazio con affetto, con stima, perché dalla profonda sensibilità che Maddalena ha sempre dimostrato e dalla profonda attenzione nei confronti non solo della cultura in genere, ma anche nei confronti della musica, del canto corale, che è considerata questa parte anche del gruppo di Olzai, del coro polifonico di Olzai. E dicevo, dal canto e dall'alto della sua sensibilità ha voluto proporre come libro simbolo e come personaggio simbolo della comunità di Olzai proprio i dei del bambino di Raffaella Dore. Quindi io, Maria Maddalena, sono grata sia perché appunto hai voluto condividere questo progetto, ma anche per aver proposto questa figura femminile così importante che ho scoperto grazie a te e che stasera scopriremo tutti un po' meglio. Quindi se vuoi avvicinarti gradiremo il tuo saluto e poi facciamo iniziare il coro polifonico di Olzai. Grazie ancora a tutti di essere qua. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Io volevo iniziare naturalmente con un ringraziamento in maniera particolare appunto a Maria Bonaria Monne, che con l'associazione Diapason mi ha proposto questo bellissimo progetto. Non potevo davvero che pensare al personaggio della cultura olzaese, della letteratura nello specifico, e come figura femminile a Raffaella Dore. Io scopro Raffaella Dore nell'89-90 quando partecipo a un concorso per la scuola magistrale, per l'insegnamento, e la professoressa Merline mi parla degli dei del bambino. E non sapevo sinceramente, non conoscevo che conoscevo sì il personaggio, la figura pedagogista Raffaella Dore, ma non conoscevo quest'opera meravigliosa, tra l'altro. Quindi ringrazio tutti i presenti, quindi grazie davvero Bonaria, grazie ai cori presenti, grazie all'avvocato Ivano Iai, presidente dei conservatori del Conservatorio Luigi Canepa, grazie alla dottoressa Pinas. Ringrazio anche perché abbiamo avuto il patrocinio del Conservatorio Palestrina di Cagliari e ringrazio davvero tutti i presenti. Io prima di iniziare, perché leggerò una riflessione che ho fatto e questo vuole essere il mio saluto, volevo ricordare, concedetemelo, sarà veramente 2 minuti soltanto, un figlio olzaese che è venuto a mancare, pensarlo, ecco, in questo momento.
nelle finalità di questa iniziativa, collegarci oggi con la mente e con il cuore, con Raffaella Dore, come tanti noi, una figlia di Olzai, di quel villaggio che nel suo libro percorre con i propri piedini da bambina e la sua maturità da pedagogista. Un piccolo villaggio può essere universo di studio quando c'è levatura in chi lo interpreta, e specialmente quando lo studio riguarda una dimensione delicata come quella del bambino da scavare più col pennello che la paletta o la picozza. È col pennello che toglie polvere, incrostazioni estranee, alla poesia che racconta, alle ombre, agli idei necessari al bambino, al suo essere nessuno e al suo essere qualcuno, in grado anche di deridere o uccidere gli dei con i quali è cresciuto. L'uomo primitivo e il bambino non civile del villaggio di Raffaella si muovono in parallelo. Sono molto simili nel cogliere le infinite opportunità che una società semplice offre nel rapportarsi con le cose, ma specialmente con gli animali. Mentre alle cose si dà un'anima effimera, agli animali gli si impone di interpretare ruoli simili umani come nelle favole o caratterizzarsi in ruoli propri come nelle fiabe. E così capita che il bambino trova più semplice rapportarsi con loro. Non chiede cosa sua sei grandi agli umani, le chiede a suo cucù miao che entra tra i suoi dei, insieme a suo grotte, del quale cerca di cogliere l'arguzia e la furbizia, ma anche il modo di manifestare la contentezza, l'appagamento senza dover rendere conto a nessuno e così grodere, essere contento che grode. Certo, di impostazione per uno studio serio e in più è essa stessa che inquadra le categorie di civile e non civile come indefinite ma necessarie per un approccio scientifico all'argomento del libro. Se ne evince comunque che il percorso di crescita del bambino non è dovuto a scelte ideologiche, ma alle necessità di una collettività che deve preparare adulti adatti e funzionali alla collettività, tenendo conto che non tutti arrivano a compimento del percorso e alcuni rimangono ragazzi uccello, ragazzi senza senso della responsabilità. Un villaggio particolare è quello oggetto di studio da parte di Raffaella, anche perché i bambini Zubrone, Zubellu, valere più della vitella, fuori dalle faide, esecutori franchi di comandos per la famiglia o per la collettività. Ma la collettività e lui stesso sanno che ciò non è possibile e che dovrà inesorabilmente uscire dal suo stato di edu, evitare di rimanere uccello e farsi chiamare per nome, avere un nome da esporre e una propria ombra da tenere riservata. Non voglio fare uno studio sulla figura e sull'opera di Raffaella, la mia è una semplice riflessione, tracce di una profonda emozione che mi ha... Innanzitutto grazie a voi per questo invito. In realtà ci possono essere gli impegni, ma dobbiamo cercare di fare le cose che ci piacciono e questa è una delle tante cose che mi piace fare, venire ad ascoltare, riflettendo prima di venire qua sulla locandina che mi è stata mandata un po' di tempo fa, ho pensato a cosa potessero ispirarci le figure dei bambini. Un primo aspetto è sicuramente l'ascolto. I bambini sanno ascoltare più degli adulti, i bambini assorbono più degli adulti, i bambini meditano e riflettono più degli adulti, nonostante abbiano una capacità intellettiva ancora immatura per certi versi, ma matura per altri. La seconda cosa è proprio il titolo di questo libro, che scoprirò anch'io, non l'ho letto e sono felice di non averlo letto, perché voglio ascoltare chi me lo narrerà e mi inviterà in modo suggestivo a leggerlo e ad ascoltarlo, perché Plutarco, scrittore del I secolo d.C., scriveva: i libri non si leggono, si ascoltano, e solo ascoltando i libri si riesce a capire i libri, e solo ascoltando i libri si riesce a studiare senza fatica. Lo dico
ai più giovani qui presenti. Qual è la seconda cosa? Il titolo di questo libro, Gli dei del bambino. In un mondo nel quale la nostra religione impone per abitudine, per tradizione, il monoteismo, dovremmo dire ma come gli dei? In realtà quella parola dei è una parola bellissima, una parola che ha le sue radici nella lingua proto-indoeuropea e ha un parallelismo con il latino. In latino Dio è dies, dei significa luce, splendore, significa arrivare a quella verità alla quale appunto arrivano i bambini, prima ancora degli adulti. Ho letto la prefazione che mi è stata mandata, l'unica cosa che ho potuto leggere di questo libro, e c'è un profilo importante che sicuramente approfondirò nella lettura, che è quello per cui i bambini, nel momento in cui gli dai qualcosa di innovativo, sono talmente efficaci che superano gli adulti, e bisogna dirgli basta, fermatevi, andate troppo oltre. Ebbene, non fermiamoli, seguiamo la seconda legge o regola di Orgel, che dice che dobbiamo essere noi più intelligenti dell'evoluzione. E allora ciò che vorrei consegnare oggi, ringraziando anzitutto la sindaca Agus, la professoressa Monne, i relatori, la mia collega, che ha sempre questo affetto nei miei riguardi, è stato avvocato, quindi insomma, è chiaro che la chiamo ancora collega, anche se si occupa di cultura in questo paese, che offre cultura, che dà cultura, che sprigiona cultura. E allora le poche cose che vi voglio consegnare sono queste. Ascoltiamo i bambini perché loro ci insegnano ad ascoltare, come la musica ci insegna ad ascoltare, a riflettere, a rispettarci. Nel Bellum Iugurtinum Sallustio si sorprende del fatto che nel modo di tramandare i costumi di generazione in generazione sia imperante la corruzione. Ecco, dobbiamo evitare che ci sia un modo scomposto di consegnare ai nostri giovani le nostre tradizioni. I nostri valori devono essere un esempio per loro, ma noi dobbiamo prendere esempio da questi bambini, da questi giovani, che ovviamente saranno per noi una linea di confine di quegli orizzonti che cerchiamo ma non troviamo perché siamo spesso confusi. Un ultimo profilo che vorrei consegnare a un uditorio così attento è il valore della musica, il valore delle esperienze corali, il valore di tutta la musica in generale, e la capacità che ha la musica di unire le persone. La musica, ricordiamoci, intona solo le paci. Dove c'è musica non ci può essere cattiveria, dove c'è musica non ci può essere dissidio, dove c'è musica c'è splendore e luce. Grazie per l'attenzione, buon ascolto, buon ascoltare sarò io. Di Olzano.
Adesso iniziamo con le relazioni con il professor Batisio Porru, insegnante di filosofia, dirigente scolastico, straordinario relatore. In più di un'occasione l'ascolteremo molto volentieri. Grazie di cuore di essere qua. Il sottopancia che mi hanno messo in proprio, perché oggi io sono pensionato, come dicono in inglese un retired, cioè un ritirato, quindi si vedrà bene ritirato. Parlo perché ho avuto la fortuna di conoscere, di frequentare quelle che chiamavamo le signorine d'oro, in particolare grazie, che un po' è stata la mia maestra. Grazie a Raffaella sono tornata ad Orsay nel 1968. Io l'ho conosciuta qualche anno dopo, ho iniziato la frequenza all'università. Devo dire che appunto è stata un'occasione molto bella e arricchente anche per Orsay, perché guardo l'orario perché mi hanno assegnato una mezz'oretta, quindi voglio stare dentro i tempi. Quindi Orsay ha avuto un ruolo importantissimo, direi, di rilevanza regionale, perché ha dissolato in anticipo dei campi la cultura popolare, la poesia, eccetera, che solo dopo la lingua sarda hanno avuto di nuovo il ruolo che meritava. Ne vedremo delle tracce anche stasera. Allora, la famiglia Dore, come sapete, è una famiglia molto complessa, che ha svolto un ruolo importantissimo e continua a svolgerlo, direi, perché gli influssi sono profondi in Sardegna, ma anche a Roma, dove il padre, Francesco, che diciamo la designiamo un po' di queste figure, il padre è stato eletto deputato nel 1913. Era medico condotto a Grune e lì aveva incardinato la sua famiglia. Aveva sposato, essendo a Grune, una maestra di Sassari, Maria Giannichetta, che tra l'altro riposa, credo che sia stata trasferita, non lo ricordavo nemmeno, essendo qui le signorine d'Ore, e quindi riposa con Francesco, che è morto il padre nel 1944, e insieme proprio a Raffaella e poi a Grazia. Raffaella è morta nel 1972, come vedete, mi sembra il 9 di febbraio, e poi Grazia è morta invece il 20 giugno dell'86. Lei è sopravvissuta, e lo dico perché ha ordinato un po' tutte le memorie della famiglia. Se noi oggi possiamo parlare anche con una certa sicurezza delle loro vicende, lo dobbiamo al fatto che Grazia ha proprio ordinato la memoria. Dicevo, Francesco Dore è eletto deputato al Parlamento nel 1913. La famiglia è già numerosa, c'è Giampietro, che è nato nell'89, Peppina, la madre Dore, nel Novecento. In mezzo c'è stato un Giuseppetto che Giovanni Pugioni ricorda, che è morto giovanissimo. Nel 905 è nata Raffaella, nel 6 Antonio Dore, e poi nell'8 è nata signorina Grazia Dore. Guardate, la famiglia doveva essere abbastanza numerosa, perché Francesco Dore era molto impegnato nelle vicende del territorio. Per esempio a Urune è stato uno dei protagonisti delle Paci di San Giovanni, che sono un po' le Paci che hanno davvero messo un po' di ordine e di serenità in quella comunità. Però gestire una famiglia così numerosa, anche per una maestra elementare, tant'è che Antonio
viene mandato ad Olzai dalle zie, ed è per questo anche che Antonio dice di essere più olzaese, mentre Giampietro, appena finita le elementari, viene mandato prima a Nuoro, dove non sta bene, e un anno dopo viene mandato a Sassari per fare le medie, perché allora non abbiamo notizie, per meglio dire, di quegli anni degli altri, però sappiamo che nel 1917, per la guerra mondiale, Francesco Dore fa armi e bagagli e si trasferisce a Roma, portandosi dietro la famiglia, perché evidentemente in quegli anni già si poteva viaggiare poco, ma chissà che difficoltà, anche in tempo di guerra. Quindi nel 17 era già in affitto a Brune, lo dico per sottolineare la diversità che c'è tra allievi e logi. A Brune in casa d'affitto ci sarà stato un 30 anni, sempre nella stessa casa, non è riuscita a comprarsi la casa, è andato, si è trasferito a Roma, stessa cosa, era deputato, medico, eccetera, eccetera, ricoperto tantissimi ruoli, sempre in casa d'affitto. Si trasferisce a Roma e dal 1918 cominciamo ad avere qualche notizia. Giampietro, che è una figura straordinaria, pensate che il primo, che era consigliere speciale della Fucci, collaboratore strettissimo del cardinale Montini, poi Paolo VI, abbiamo tutta una serie di documentazioni che ci dicono il ruolo che svolgeva, scusate, provo a fare così, visto che non posso, non assistenti al parco, il ruolo che svolgeva nel pensiero cattolico, è uno di quelli che insieme a Montini ha diffuso per prima il pensiero di Maritain. E sapete che importanza ha Maritain nel pensiero cattolico. Diventa studium, Paolo VI aveva incarico di trasformare l'avvenire d'Italia in avvenire. Quando è morto, maestro di tantissimi intellettuali cattolici, Bachelet commemorò come il suo maestro. Quindi, Peppina Dore, credo sappiate chi sia, la madre Dore, giovanissima entrò nelle Pauline, svolse un enorme ruolo nell'editoria cattolica. Lì in quegli anni frequentò il conservatorio, infatti era una proleta pianista. Raffaella prende progressivamente le redini della famiglia, perché nel mentre la madre comincia ad avere problemi di salute, tant'è che 6 anni dopo muore, il 24 muore. E lei, lo dico perché poi lo raccontano nei loro libri, nelle testimonianze, Antonio, Maria Marta, che ha scritto un libro sulla madre Dore, eccetera, prende progressivamente le redini della casa e fa proprio la vicemamma. Antonio è un po', come dire, un po' irrequieto, perché ha succhiato il socialismo libertario dal seno materno. La madre, Maria Giannichetta, veniva da Sassari a fine di un capomastro, era turapiana. Quindi Antonio ha succhiato, ha assimilato questo approccio proprio nella sua famiglia. Comincia ad impegnarsi politicamente, ha frequentato qualche classe delle magistrali, ma poi la polizia lo ha attacchinato presto e lo ha realmente fatto soffrire, e insieme ad Antonio tutta la famiglia. Grazia era più piccola, comincia a frequentare il liceo Mignani, alunna di Alfredo Panzini, tant'è che Panzini si accorge di questa ragazza e pubblica nella Fiera Letteraria un articolo con un titolo. Panzini scopre che è una scrittrice, lei si atterrita perché tutta la vita è vissuta con questo atterrimento dell'esposizione pubblica. Quindi una famiglia molto complessa, molto unita. Finito il fascismo, o meglio, durante il ventennio, la famiglia viene perseguitata sistematicamente, non solo perché Antonio entra ed esce dalle carceri, ma perché poi viene messa sotto osservazione tutta la famiglia. Quindi un ventennio difficilissimo, sempre per chi volesse approfondire queste cose. Io ve lo segnalo perché diceva Giacomo che forse alcune cose vanno anche pubblicate. Gli dei del bambino che io avevo pubblicato
dopo la morte di Signorina Grazia, c'è un racconto, oltre che tutte le poesie che lei ha scritto, che ho ordinato, Triste tempo, ed è veramente il racconto fedele del clima che si viveva in Casadore sotto il fascismo. Tant'è che è talmente importante che Guido Melis poi questo racconto l'ha ripubblicato nella biografia su Antonio Dore. Vabbè, veniamo a noi. Finisce il fascismo, o meglio, nel 40 inizia la seconda guerra mondiale, la famiglia Dore era già morta, abbiamo detto, Maria Giannicheda, la famiglia Dore sfolla da Roma e si rifugia in Sardegna. Soprattutto il padre, poi inizia una collaborazione importantissima con l'Ortobene, credo che sia una delle firme più importanti che mai l'Ortobene abbia avuto, perché aveva una visione e dei contatti talmente importanti che scrive sull'Ortobene quasi fosse una delle riviste culturali più importanti che ancora oggi, se guardate l'ultimo numero dell'Ortobene dedicato ai 100 anni, traccia di questo impegno, di questa testimonianza c'è. A questo punto nel 1944 muore Francesco, seppellito anche da Donzai, le sorelle Dore tornano a Roma e lì iniziano la vera e propria loro maturità umana, culturale e produttiva, perché soprattutto Signorina Grazia pubblica nel 1953 un libretto di poesie silloge, che è una silloge che Pasolini recepisce come una delle voci più alte della poesia religiosa in Italia. Pensate, da zero a per vita non scriverà più, o meglio, le scrive, poi disse a Giovanna Muretti che saluto sempre certa emozione, perché è stata un po' la testale. E quindi potremo conoscere le poesie di Signorina Grazia solo alla fine, quando ci decidono a pubblicarle. Poi nell'84 pubblicò un libro, nel 74 pubblicò un libro sull'emigrazione italiana negli Stati Uniti, che ancora oggi è la base della bibliografia dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti. Anche con le maggiori enciclopedie andate a cercare, troverete il libro sull'emigrazione di Grazia Dore. Che ruolo aveva Raffaella? Raffaella intanto non sappiamo che studi avesse fatto, certamente nel periodo della guerra, voi comprendete, però non doveva essere solo la vice mamma, perché Francesco diceva, il padre, che Raffaella era quella che scriveva meglio. Stanno a Roma in via dei Santi 4, una via. E che cosa salta in mente a queste due? Grazia, Raffaella, uniscono a loro la sorella Peppina Maria Giovanna, che è diventata badessa delle Benedettine, e Antonio Piglia, che era il loro carissimo cugino, direttore di Clusa, uno dei più grandi filosofi del diritto che solo la Sardegna, ma anche l'Italia ha avuto, e creano un circolo culturale, un sodalizio. Si scambiano una serie di... Io pensavo ci fosse anche Giovanni Piglia, avevo pensato questa appello ancora una volta. Bisogna ricostruire questa trama di questo dialogo tra loro, perché senza pubblicare le lettere, così come se le ritrovate tra una famiglia e l'altra, Giovanni mi ha espresso molte volte la disponibilità a mettere a disposizione quelle che hanno loro perché si pubblichino, e cominciano a dialogare dei temi che a loro interessano di più, finissimi. Si accorge Antonio della profondità del pensiero di Raffaella e dice a Raffaella pubblica in Icnusa, e comincia a pubblicare in Icnusa tanti temi, il ruolo delle donne, il lavoro eccetera, e i temi dell'educazione. Al quarto saggio Antonio Piglia, un finissimo intellettuale, non solo organizzatore culturale, promotore
culturale, di editoria, eccetera, dice a Raffaella, io li pubblico autonomamente. E infatti i primi 4 saggi, ve lo faccio vedere perché questo del 1962, quanti anni? 60? Pubblica questo volumetto che è quasi insignificante editorialmente, ed è, lo vedete, Ichnusha numero 5. E curiosamente viene preceduto da una prefazione del più grosso, probabilmente, pedagogista che c'era in quegli anni nelle università italiane, Luigi Volpicelli. Scrive 2 paginette, che vi dico solo, vi leggo 2 passi. Se dovessi precisare meglio il mio pensiero, vorrei richiamare la famiglia condizione di figlia in rapporto all'attività barbaricina. Salto. Si tratta in effetti di 2 momenti diversi di una medesima opera. È quello che Figaro ha studiato e affermato in ordine alla più vasta vita sociale, laddove ha analizzato e ricercato in rapporto alla vita infantile e scolastica. Vado appena più avanti e dice: sono veramente lieto così di premettere questa breve prefazione al volume dell'Adore, uno dei più importanti, un autodidatta, sto dicendo, un autodidatta, uno dei più importanti libri di pedagogia che siano apparsi da noi, anche perché sono veramente contento di averla io stesso sollecitata a scrivere e di aver ospitato i suoi saggi nella mia rivista in problemi di pedagogia, che era la rivista di riferimento. Luigi Volpicelli, 1962. Naturalmente, dopo questa affermazione, gli autisti, gli antropologi si danno da fare, cercano di conoscere questo studio, dove non sto qui a farla troppo lunga, ma era un po' quasi i nomi tutelari della direttrice Morcelliana di Brescia, quella per gli insegnanti dico che la scuola italiana moderna, tutte le riviste di didattica poi erano originate da questo splendido gruppo editoriale bresciano, di cui peraltro il Gian Pietro era stato uno degli animatori. Si diffonde questo volumetto e nel 72 Morcelliana pubblica questa edizione. Anche questa edizione, ampliata di 2 saggi, viene fatta precedere da un altro guru della pedagogia che è Mauro Lenghi. Non dico molto, vi dico solo questo, che l'Osservatore Romano lo recensì in termini assolutamente entusiastici. È merito della ISSO di averlo ripubblicato nel 2011. Se lo prendete in mano, vi raccomando pazienza, perché non è un libro che si legge così, è un libro che va studiato, compreso, approfondito, è un libro già Volpicelli diceva lui, Volpicelli, che va studiato, digerito, interpretato, compreso, perché ha tantissimi piani di lettura, e quindi non spaventatevi, ci sono alcune cose che si possono vedere così subito, ma altre sono, perché il libro non è di pedagogia, è di antropologia, è di etnologia, e quindi pensando che una esperta che ha avuto le porte spalancate dell'Accademia, qualche cosa evidentemente non va a dire. Io guardo il tempo, così vi regolo, posso parlare per altri 10 minuti del libro, provo a dire qualcosa del libro. Di che cosa parla il libro? Il libro, sì, parla del bambino. Da che cosa è colpita Raffaella Dore? È colpita da un fatto, tanto siamo negli anni 50. Negli anni 50, vediamo un po', certo il mio volumetto, ce l'ho qua. Negli anni 50 lei dice di quale villaggio vuol parlare, perché non è che si parla in astratto, è perché parla di un villaggio. Non vi faccio perdere tempo.
si occupa di questi problemi perché si è resa conto che nella società occidentale il problema dell'educazione è un problema serio. E lo era allora, e lo è ancora di più oggi, anzi oggi è esattamente scoppiato, cioè tutte le società occidentali non riescono a gestire con la scuola pubblica, non riescono a gestire un progetto educativo che permetta al bambino di crescere progressivamente e inserirsi positivamente poi nel mondo degli adulti. Nella società industrializzata questo processo non avviene, anzi si parla proprio di dicotomia. A un certo punto l'adulto abbandona a se stesso il bambino e riusciamo a recuperarlo malamente. Vorrei farvi due esempi tanto per portarlo sull'attualità. Vi ricordate Tommaso Padoa-Schioppa, che a un certo punto, parlando di questi che sono dei bamboccini, io ero a scuola e vi posso dire che questa cosa, come dire, circolava e la si discuteva. Poi ancora, Elsa Fornero ha usato un'altra espressione piuttosto forte riguardo ai ragazzi. Dicevano che erano occiosi, non conosco bene l'inglese, quindi. Cioè, che cos'erano? Schizzinosi. Cosa vuol dire? Diceva che erano schizzinosi nel senso che non erano abbastanza versati per inserirsi in tutti i posti che la società lasciava liberi e progressivamente poi attraverso, non dico la scala sociale, ma i pertugi che ogni lascia far arrivare ciascuno ai livelli che merita. Io ho un esempio fulgido. Il professor Riva, che è anche cittadino onorario di Orsai, è il più grande studioso di anatomia della storia italiana, dopo Francesco Poi che ha fondato la scuola di anatomia, è arrivato all'Università d'Italia come bidello ed è diventato il più grande ordinario di la Fornero. Provocatoriamente voleva dire questo, che i nostri ragazzi non sono aiutati ad inserirsi progressivamente. Cosa fa l'accademia? Stiamo parlando degli anni 50, vorrei magari, se trovo velocemente una frase che descrive il villaggio della legge. Il villaggio, la comunità sociale alla quale intendiamo riferirci in questo esame di necessità breve e sommario è una comunità realmente esistente, sta parlando di Alzheimer, e aggiungiamo viva, poiché il suo esistere a ciò che chiamiamo progresso e evoluzione sociale e il suo perdurare quasi immutato in un ambiente, sia pure con incredibile lentezza, non è arretratezza, è lentezza nell'evoluzione, quindi si viene tuttavia trasformando in una prova di dubbia vitalità e della vitalità dei suoi valori morali e culturali pedagogici impliciti, se non addirittura espressi attraverso una elaborazione secolare perché ha diritto ad essere considerata come una forma che sia pure limitata e particolare di civiltà e cultura. In un'altra parte dice esplicitamente che quella società, la nostra, che non è ancora evoluta verso l'industrializzazione. Che cosa fa osservare? Fa osservare che forse lì c'è un processo di educazione naturale che permette al bambino, all'adolescente, poi di inserirsi meglio, gradualmente, nella stessa comunità. E lì analizza quali sono gli strumenti di questa indagine. Lei ne indica due: le interviste dirette, la conoscenza dei bambini, eccetera, eccetera. E io trovo anche, peccato che non c'è Giovanni Piglia, perché uno dei bambini che lei è GP, e un altro è FD nella famiglia loro bambini c'erano almeno due che io sappia, no? Sì, se guardate con attenzione lo trovate. Adesso è l'altra fonte importante, è la poesia popolare. E la giustifica in un modo assolutamente meraviglioso. Questo pezzetto ve lo voglio leggere perché lei dice: non è proprio che io utilizzi la poesia popolare per spiegare questo tema, perché scusate, dice Omero,
Se non è fonte o meno della civiltà e cultura classica, che cosa lo sarebbe? Le fonti alle quali intendiamo ripercorrere non possono essere che per le considerazioni quelle ufficiali. Il villaggio non ha testi di pedagogia, non ha opere di letteratura se non poetica e popolare, ma in quest'ultima abbiamo un punto di riferimento molto chiaro, se lo accettiamo come tale. Riteniamo che la nostra poesia popolare esprima il nostro mondo nella maniera più completa e in esso illumini particolarmente la figura del bambino, la sua funzione nella comunità, il suo valore oltre che poetico e umano funziona alla comunità stessa, la sua utilità, il suo naturale rapporto con l'adulto, il suo inserimento progressivo con la collettività. Ma poi magari la professoressa Pilas so che si è concentrata su alcune filantrope e quindi le lascio tutta la titolarità in modo che però voglio osservare che adesso subito dopo spiega che presa a parlare di teta mia, voi la conosce cantata a partire con lei dall'interno per Cavazzenia. Le altre non tutte le porta in sardo. Questa di Maria Picca, perché la porta in italiano, un po' mi meraviglia, perché peraltro andando più avanti, anche una, magari ne parliamo in un'altra sede, ce n'è una che cita che cita in sardo, ma che secondo me non traduce alla lettera, forse perché non aveva in quei momenti il contatto con la comunità. E per esempio questa frase cui del tenimus escustu malo morrere è stata che li pedimos sul crocca de voi si abbandonano da sole mucchidana chi lo chiedimus. Questo crocca de voi l'ho chiesto anche a qualche amico i giorni scorsi, perché non sapevamo che diavolo anche noi la stiamo perdendo, invece Crocca pare che siano lei che probabilmente non ha tradotto per cercare la lingua, ha tradotto questo Dio che abbiamo quello che ci chiediamo non è poi altro che acqua, i componenti di Rocco e si divertiranno. Crocca per voi non l'ha, anche lei, anche perché scriveva da Roma e in quegli anni a 70, lei dal 44 è tornata probabilmente d'estate qualche volta, portando anche i nipoti, ma fino alla morte che, come vi ho detto, è avvenuta nel 72 a Rosario. Siccome mi ero dato mezz'oretta, la chiudo qua lasciando un po' il discorso aperto al limite, se ci sono spazi si può ritornare anche in altre sedi. Volevo ricordare un'ultimissima cosa. A Signorina Raffaele non abbiamo mai reso nessun omaggio, anche come associazione culturale abbiamo fatto dei civili, dei CIRI, iniziative. Signorina Raffaela è sempre stata ignorata. Con l'aiuto di Mariangela e Rina ho ricostruito, io non me lo ricordo, sembrerebbe che in quegli anni 74-75 dentro casa di Signorina Grazia, i giovani di allora, che erano di città abbiamo presentato l'idea del bambino, pare che l'editore non fosse così convinto delle cose che stavamo dicendo. Sembrava che stessimo parlando d'arabo, però vi ho detto, il libro è anche complesso e quindi ci stava anche quella versione. Grazie della pazienza. Chiamo il coro intanto se vi date il voi.
alla lettura, insomma, alla comprensione di questo testo di Dede Bambino, l'amico attore e regista Alessandro Arrabitto. Allora, buonasera a tutti, grazie dell'accoglienza, grazie a Bonsai, nella persona di Bonaria, del sindaco e di tutti quelli che hanno consentito questa presenza. Ringrazio anche a nome del Conservatorio di Cagliari che con piacere mi manda in questa bellissima situazione e con onore ha dato il suo patrocinio per questa bellissima situazione. Complimenti alle bellissime voci che sto sentendo. Io sono sarda, sono di Cagliari, ma in realtà vivo da tantissimo tempo fuori e vengo in Sardegna, mantengo le mie radici. Per me, quindi, anche conoscere e vivere con voi questo tipo di realtà nel ricordo vivo delle situazioni e dei contributi è veramente una grandissima emozione. Dicevo in macchina mentre arrivavo, io sono sarda in terra, sarda straniera, perché tante cose mi scorrono dentro nel sangue, ma in realtà è sempre come se fosse una nuova sorpresa. Per cui grazie per avermi coinvolta in questo e spero di poter mettere a disposizione in qualche modo le competenze che ho costruito nella mia vita in giro pienamente. Infatti vi ringrazio tantissimo per gli spunti importanti che avete saputo tirare fuori, anche valorizzando. Il primo ringraziamento fa valutazioni a Davis e di chi ha saputo vedere
vedere il valore di quest'opera che appunto non è invecchiata, nel senso che io conoscevo il titolo, ma non avevo capito il valore dell'opera, nel senso che tanti aggettivi possiamo dire per un libro di pedagogia scritto tra gli anni 50 e gli anni 70. Il professor Porro parlava di bere qualcosa, non lavoro con l'Università di Bologna, ma dal 2005 noi citiamo ancora Lang come paradigma pedagogico di unione di sociologia, le scienze della formazione, la sociologia, l'antropologia culturale, la filosofia, ok? La psicologia chiaramente in tutte le sue forme. Lang porta avanti questo, la Teresa Bongiorno, quella che scrive la prefazione al libro, non l'introduzione, la prefazione, che anche lei è considerata praticamente uno dei padri eterni della divulgazione pedagogica, quindi tutta l'epistemologia della fiaba, quindi anche la divulgazione della propria Colimidia, era una delle scrittrici, oltre che della Treccani per la fiaba, anche della televisione. Cioè è stata una delle ideatrici del passaggio coi media di questa cultura dei bambini. Allora, la Raffaella Dore è un orgoglio in questo, perché ha raccolto questa lezione, è stata capita, è stata divulgata, però chiaramente non si tratta di una lettura semplice. Ed è anche una lettura che noi forse capiremo anche meglio con gli anni. Da un punto di vista prettamente musicale, mi riallaccio alla visione della Raffaella Dore con un pensiero etnomusicologico, quindi di antropologia musicale, che in Italia viene conosciuto solo negli anni '80. Si tratta di un etnomusicologo che si chiama John Blake, che tanto ha dato a noi della pedagogia musicale, appunto nella comprensione dell'integrazione e inclusione delle culture altre. Lui scrive un libro provocatorio che si chiama Come musicale l'uomo, perché va proprio a basarsi su quello che è la musicalità dell'uomo e il pieno coinvolgimento della musica nello sviluppo e nella crescita delle persone, ontogenesi. Nel senso che quello che mette in evidenza la Dore, figlia del pensiero pedagogico del suo tempo, è proprio questa crescita del bambino su base naturalistica, accomuna i tre personaggi, accomuna anche un pensiero forte della musica. Dicevamo la legittimazione della poesia popolare, Omero, la poesia popolare, la tradizione, eccetera, eccetera, quella è tutta musica. Le filastrocche sono musicalità. Adesso, in una società industrializzata, totalmente urbanizzata, eccetera, eccetera, noi abbiamo una separazione tra un'educazione musicale basata sulla lezione, basata su contenuti separati, basata su obiettivi funzionali. In realtà la Dore parla, in quello che lei parla appunto del villaggio sardo, ma questo villaggio sardo, voi magari capite a quale villaggio precisamente si riferisce, ma non è quella la cosa importante, è la stessa tribù studiata da John Blake in Irlanda, in Sudafrica. Siamo noi nel nostro essere, nel nostro nascere, non so come dire, è la musica che noi ci portiamo avanti nell'esperienza, nelle fasi della vita giorno per giorno, che però nella società moderna si va sempre più a separare, come tanti altri aspetti culturali della persona. Molto sagace la riflessione che fa la Raffaella Dore, per esempio, sul lavoro. Ancora io, guarda, mi inorgoglivo da bambina se mi davano una commissione da fare o se avevo un lavoretto. Il lavoro era parte integrante della vita di tutti i giorni, ma non era lavoro, era crescita del bambino. La musica non è un qualcosa che io necessariamente solo studio, la musica è vita. E nel villaggio sardo la musica è integrata perfettamente in tutte le fasi, rituali, quotidiane, educative. Il portare valore attraverso la musica, la filastrocca, la fiaba, la narrazione, il canto. Non è un caso che appunto tra le filastrocche della Dore vedremo riferimenti precisi al ballo, al movimento, al canto come parti naturali della vita e non a un palco dove si fa musica. Noi abbiamo diviso completamente e forse anche ci siamo negati, come diceva Blake, delle parti di musicalità dell'uomo. E invece dovremmo in qualche maniera fare in modo di riscoprire questo archetipo, questa radice comune della musica, perché è quella la parte universale della musica. Poi la grammatica si posa a seconda delle funzioni, ma quella è acculturazione, è un altro discorso. A questo punto, quindi, questo villaggio sardo, questa cultura arretrata, adesso non potremmo parlare, non è più il linguaggio diciamo scientifico. Cultura arretrata è un'espressione che attualmente ci porta lontano da quella vitalità di cui ci parlava la Dore quando dice è un'opposizione all'evoluzione, ma non un'opposizione negativa,
un'opposizione vitale, un'opposizione che porta l'uomo, il generico uomo nel generico villaggio sardo, ad affermare le proprie radici, voglio aggiungere, musicali. E su questa società che non ha un paradigma di definizione, ha la cultura popolare, la poesia e la musica per essere descritta, io la lascerei adesso qualche pagina, perché il libro dell'autore, oltre a portare questi contenuti, come vi dicevo, croccanti, qui stiamo parlando dell'universalità della musica, non è poco. Oltre a questo lo scrive molto bene, lo scrive con un lessico forbito ma poetico, insomma, che arriva, comunicativo, quindi molto bello, per cui lascerei la parola a chi parla meglio di me per sentire proprio la voce dell'autore in questo momento. La società oggetto della nostra attenzione è quella caratteristica propria del villaggio sardo. Nient'altro che un villaggio al quale non appartiene tutto ciò che riguarda la città, vale a dire le forme superiori di civilizzazione, le complesse istituzioni, quelle educative comprese, di un più grande aggregato sociale. Le fonti alle quali intendiamo ricorrere non possono essere, per le considerazioni appena fatte, quelle ufficiali. Il villaggio non ha testi di pedagogia, non ha opere di letteratura, se non poetiche e popolari. Ma in quest'ultima abbiamo un punto di riferimento molto chiaro, se lo accettiamo come tale. Riteniamo che la nostra poesia popolare esprime il nostro mondo nella maniera più completa e in esso illumini particolarmente la figura del bambino, la sua funzione nella comunità, il suo valore, oltre che poetico e umano, funzionale alla comunità stessa, la sua utilità, il suo naturale rapporto con l'adulto e il suo inserimento progressivo nella collettività. Grazie, è un piacere sentire appunto queste parole importanti espresse in questo modo e così bene, insomma. Io tramite un'altra piccola citazione del libro, magari appunto appoggiandoci anche a queste famose filastrocche che sono un po' la voce musicale, filastrocche, canzoni, probabilmente alcune venivano così cantate in queste pratiche, no? Come da noi a Cagliari naturalmente, o Canti le Nate, che è un'altra manifestazione ritmica proprio di grande utilità, che noi adesso facciamo a scuola, nella propedeutica non c'è più, nella spontaneità dell'educazione quotidiana, diciamo, non formale a casa. È proprio qui che c'è il punto importante di questa educazione su base naturalistica. Quindi io volevo ancora porre l'attenzione, come già è stato accennato, su questa dicotomia tra il mondo dell'adulto e il mondo del bambino, che avviene nel momento in cui si perde questa vivacità nel volere in qualche maniera, che sono, la storia non va giudicata, insomma le rivoluzioni industriali e tutto il resto, sono in realtà la storia non va mai giudicata, ma ci può essere una volontà un po' più intima, spirituale, che va in qualche maniera a contrastare quella fin troppo materialista. Provocatoriamente ho chiesto a un gruppo di miei studenti: secondo voi quali sono gli dei dei bambini della società arcaica e quali sono gli dei dei bambini? Perché noi vediamo il titolo del libro, ma ancora non ci siamo risposti. Quali sono gli dei dei bambini? Quella luce di cui parlava appunto l'avvocato, qual è questa luce? È difficile dirlo, perché anche la Raffaella Dore individua diversi, le prime divinità del bambino, in realtà, ve lo dico, curiosità, sono gli adulti. Attenzione, non adesso, non necessariamente adesso, stiamo generalizzando anche in una prospettiva proprio sociale, non in una prospettiva individuale, questi sono sempre discorsi da fare. Le prime divinità fa le sue l'adulto è quello che in qualche maniera prepara il terreno, è quello che in qualche maniera dà
la sicurezza, ma lasciando comunque libero il bambino. Tanto che la Raffaella Torre fa proprio la distinzione tra gioco e giocattolo. Nella società arretrata c'è il gioco, come dicevo, l'orgoglio di avere da fare una commissione, quello non è lavoro, diventa lavoro. Nel romanzo Oliver Twist, dove il bambino è sfruttato per lavoro, perché lo chiamiamo lavoro. Invece nella società arretrata c'è questa fiducia illimitata in primis nell'adulto che porta il bambino a avere una concezione naturale dell'ingresso nella vita e della produttività. La storia non va giudicata, l'evoluzione è un qualcosa, però spesso si perde proprio il gusto anche di pensarci molto molto bene. Adesso sentiremo una filastrocca che mette in gioco un fatto che potrebbe essere criticabile al giorno d'oggi del libro della Torre, ossia il ruolo della donna. Va bene, il bambino. E la bambina, adesso quando parliamo diciamo sempre che le bambine e i bambini. Nella vecchia educazione pre-68 la bambina che deve poi mettere il vestito buono, che si sposerà, eccetera, eccetera. A me commuove che però la prima cosa che dice è: bambina, alzati per ballare. Ok? Cioè, come se andasse prima un'essenza, ballo, musica, manifestazione, e poi chiaramente c'è il codice culturale e lì non possiamo dire niente. Se anche ogni fonte più direttamente storica andasse perduta, ma fosse conservata la nostra lingua, moschitetta mia, cattacqua a dare, goritto e gonnetta, e moccadore steccatasi mia, pesa a ballare, moschitetta mia. Abbiamo grandi differenze rispetto anche all'intesa del gioco, all'intesa anche della natura, perché altre divinità dei bambini, in realtà, nella società che, come appunto la vogliamo definire, preurbanizzata, arretrata, come si diceva nel tempo, erano le figure della natura. Figure perché erano come dei corpi, riusciamo a sublimare con le nostre manifestazioni letterarie, artistiche, passioni, eccetera, eccetera, espressioni varie, anche lavorative. Tante volte invece tendiamo a inibire, e questa è la cosa molto triste della società veloce e super moderna, no? La Cagliari, che se vogliamo ha un'essenza in anni non più, diciamo, di arretratezza, ma devo dire che anche io sono cresciuta dando i nomi o sapendo i nomi di Salvo Bagno, la Maria Farranca, non so come lo chiamate qua, ma in realtà dando tutta una personificazione, e questo è il valore del mito. E qui abbiamo anche, e anche il pensiero di Levi Frull, del bambino piccolo che corrisponde alle fasi di sviluppo cognitivo e culturale dell'uomo, così come l'uomo preistorico o l'uomo delle società antiche tendeva a ricoprire di metafore, allegorie, ciò che scientificamente ancora non aveva gli strumenti per spiegare. Così allo stesso modo il bambino dà il valore alla fiaba, alla favola, come risposta ai suoi perché della vita. In questo però l'adulto della società nel villaggio sardo, diciamo che ha una grandissima responsabilità, perché è l'adulto stesso che impartisce questo tipo di lezione, rivestendo di significati morali, animali, eventi meteorologici. Quindi l'agnello non è necessariamente un agnello e basta, è un agnello che però ha delle caratteristiche che nell'educazione io posso ravvisare come tratti caratteristici della persona in situazioni. Ok, quindi quell'agnello rappresenterà le caratteristiche rievocate delle persone, appunto dei tratti caratteriali, che sono di altissimo valore formativo, e da lì in poi sempre danno vita a tutto quello che può essere la letteratura del villaggio sardo, quindi canzoni, filastrocche, balli e quant'altro. Noi riteniamo, almeno in un primo momento, più indicativo rispetto all'esame della pratica educativa nel villaggio tutto ciò che nel rapporto esprime l'adulto più che non il bambino. La filastrocca
esempio, che l'adulto compone per il bambino piuttosto che il gioco del bambino stesso. Qui è necessario un chiarimento, poiché potrebbe sembrare il contrario, che sia più importante, cioè il gioco del bambino, in quanto direttamente lo esprime. E non neghiamo che lo sia, ma la differenziazione, crediamo, di un tipo particolare di educazione avviene di necessità attraverso il differente comportamento dell'adulto verso il bambino. È l'adulto, infatti, che esprime coscientemente se stesso nel suo concetto pedagogico, nella sua pratica educativa, obbedendo a diversi momenti e suscettibili di modificazione nel tempo, nell'ambiente, nell'evoluzione sociale. Meno modificabile, al contrario, ci appare il comportamento del bambino, quello iniziale, almeno poiché egli obbedisce a moventi strettamente legati alla sua natura infantile e perciò meno soggetti a spostamento causato da valori, tempo, struttura sociale. Questo per quel tanto del gioco almeno, che rivela il bambino immediatamente e gli appartiene in proprio. Il gioco, modificato poi sotto la influenza di particolari situazioni, di ambiente, di cultura, rivelerebbe non più il bambino, ma l'adulto, a cui appartiene il movente di modificazione. Allora, in questo senso, da questa lettura, troviamo una grande similarità tra quelle che sono le caratteristiche del gioco, di pedagogia, e quello che invece è la musica. Spesso sentiamo questa associazione linguistica, quando si dice ma anche in inglese si dice to play per suonare o toccare in spagnolo per suonare, no? Tante volte. In realtà questa cosa è vera metà, perché come tutte le lingue suonare ha tante sfumature, quindi un conto, sì, per esempio il francese, cioè certo, è proprio così, ma come esattamente anche come l'italiano. Io posso dire, io suono il pianoforte, io studio il pianoforte, io faccio un'esecuzione al pianoforte, io improvviso il pianoforte. Cioè, non è che suonare è una cosa genere, però suono anche il campanello. Cioè, come al solito è bella l'associazione gioco-suono, ma bisogna stare attenti a non cadere nel qualunquismo, nel senso che suonare ha diverse sfumature. In questo caso, per come stiamo affrontando il gioco, effettivamente sì, c'è un'assonanza ed è nella qualità che definiamo, anche memory, ma noi siamo comunque italiani, la lezione della Montessori, il gioco autotelico, il gioco che ha il piacere in se stesso, ok? Che trova una motivazione, un movente, ok? In se stesso. Nella pedagogia musicale noi spesso ci appoggiamo al pensiero di un grande psicopedagogista, uno studioso, uno scienziato, ricercatore appunto CNR, che si chiama François Delalande. Lui appunto scrive un libro un po' provocatorio che si chiama La musica è un gioco da bambini, perché il vero tratto in comune con la musica, tra la musica e il gioco, è il fatto che si basi sulla condotta. La condotta in realtà, appunto seguendo quello che possono essere le teorie costruttiviste della psicopedagogia, c'è questo appunto evolversi anche attraverso il gioco nelle fasi di sviluppo, è proprio una concezione che non guarda un comportamento, ma guarda un insieme di comportamenti finalizzati a qualcosa. Un comportamento, cioè un conto è spostare un bicchiere, un conto è spostare un bicchiere perché voglio bere, perché esteticamente quel bicchiere messo là mi dice qualcosa di diverso. È molto diverso. In un caso è una condotta, quindi è un'azione o una somma di azioni motivate a. In questo senso il gioco che si nutre del gioco e la musica che si nutre della musica hanno la stessa radice ludica. È quello che però appunto andiamo sempre a cercare a livello di archetipo, ed è esattamente quello che la Dore sta spiegandoci su quello che può essere il discorso del gioco. Ed è anche in questa radice autotilica che io vado a ritrovare quella radice nei confronti del lavoro.
Il bambino è molto produttivo, da come si evince nel villaggio sardo, c'è proprio anche una filastrocca dedicata espressamente a questa produttività del bambino, ma il bambino non è mai sfruttato, è sempre usato perché lì è usato come anche gli adulti si, tra virgolette, usano tra loro, fanno delle cose, ma non necessariamente rivestendole di quella responsabilità, ok? Di allontanamento da quella che è la naturalezza dello svolgersi della vita. Leggerei l'altra lettura. Questo pizzino no, non smorza mai. Mens non smorza una vitelletta, casa vitellella non la manigamus. E su pizzino nos lo comandamus, e lo mandamus in goi e in gai. No, questo pizzino no, non smorza mai. Il rapporto che lega il bambino all'adulto della prima infanzia ci appare come un rapporto di estraneità reciproca. Il bambino appartiene indubbiamente alla società nella quale vive, è considerato anzi come una proprietà della famiglia e della comunità nella quale è nato. Egli ci appartiene, non ci deve morire, è utile alla famiglia e al villaggio negli stretti limiti delle sue possibilità fisiche, e pur tuttavia non è soggetto alle stesse leggi economiche, morali che regolano la vita dell'adulto. Sta diventando, appunto, come si diceva prima, attraverso questa poesia popolare diventa sempre più chiaro questa diciamo, comunione, okay, proprio di valori di vita tra l'adulto e il bambino. Io non ho vene nostalgiche in questo senso, però trovo sempre molto stimolante analizzare il passato. Ripeto, la storia non va mai giudicata, però vanno conosciute e si deve anche prestare attenzione, nel senso, molte cose, appunto, come ripeto, io sarda in terra sarda, veramente un po' straniera, quando racconto o dico filastrocche, non questa che è proprio vostra, ma qualcosa di più del campidano, magari preso in altre regioni o in altre nazioni, sembra quasi che la nostra sia un'educazione molto cruda. Sono parole che di primo acchito possono sembrare in qualche maniera, tra virgolette, ciniche nei confronti del bambino. No, è il contrario. È proprio perché non lo sono, è proprio per una visione reale, veritiera e paritaria in un certo senso che non hanno una malizia di fondo. È chiaro che bisogna vederle con degli strumenti di analisi che siano oggettivi e non con lo sguardo analitico di oggi, perché ripeto, già parlare di società arretrata, oggi già questo è un termine che attualmente non potrebbe essere accettato, ma giustamente, perché abbiamo bisogno di una definizione che è con gli occhi degli anni in cui l'autore scrive, che ci dia l'agio di capire appieno in profondità tutta una serie di concetti molto molto complessi come questo. In questo senso, appunto, la poesia popolare può sembrare cruda in questo senso, ma in realtà invece è proprio il contrario, è proprio che non lo è, che si può permettere, essendo popolare, quindi essendo un'espressione spontanea, di usare queste altre espressioni, che non cambia anche quell'affettività che è un'affettività diffusa. Da un lato c'è proprio la relazione sentimentale madre-figlio, padre-figlio, fratello-sorella, eccetera, eccetera, quello della famiglia diretta, poi c'è quella amicale, e insomma via via, insomma, come Bronfenbrenner ci insegna, tutte le relazioni gruppali che sono ancora più evidenti nel villaggio naturale, ma in questo caso c'è questo senso di appartenenza importante, per cui i bambini sono educati da tutta la società e non solo dal nucleo ristretto, quindi delle forme sia di controllo ma anche di incoraggiamento o di, in qualche maniera, diciamo così, contenimento, possono essere fatte distintamente dai membri, tra virgolette, del villaggio, certo a vari gradi di confidenza. Comunque, appunto, che il bambino non ci muoia, perché non muore a tutti noi, non solo alla persona collegata di sangue, alla persona più vicina.
A questo proposito, anche sempre in relazione a una società che diremo laddove descrive come, in tutti i casi, povera, economicamente povera, proprio a livello di denari. Implicito e trasversale si taglia anche il discorso proprio del materialismo, dell'attaccamento all'oggetto. Abbiamo già fatto una piccola divisione tra differenza tra gioco e giocattolo. Il gioco è la struttura. Il bambino sceglie il gioco, l'adulto può strutturare il gioco del bambino, il contesto può offrire un gioco o non offrirlo. Ancora io da bambina giocavo con le noci, mi davano 2 noci e io queste noci le lanciavo, le suonavo, facevamo le gare con le e sono noci. In un contesto anche per me per prima più moderno, tra virgolette, arriva il giocattolo è già pronto. Il giocattolo è già strutturato, io faccio quello che mi dice il giocattolo di fare e via via sto esasperando, però è un po' anche il pensiero di lei. La tecnologia, cos'è la tecnologia? Anche le forbici sono tecnologia, la tecnologia è tutto quello che esce dalla cultura. È che nella società moderna il bambino, essendo separato dal mondo degli adulti, viene anche un po' in qualche maniera dominato da una struttura preconfezionata che dà già tutte le regole, in funzione di che cosa? Di un altro dio del bambino, ma non proprio del bambino, ancora non lo capisce, più del dio dell'adulto, che è sempre il denaro, in un certo senso, no? La rottura delle semplici strutture economiche e sociali, indubbiamente avvenuta nella società che abbiamo esaminato, non è documentata dal fatto poetico, ma è precisamente l'essenza della poesia, che può attestare la crisi della sua primitiva e originaria cultura, come dei suoi valori, sia morali, estetici che educativi. La poesia popolare aveva però esattamente registrato la trasformazione dei semplici valori della vita povera, esprimendo il desiderio di maggiore e vera ricchezza di oro e di denaro, così sos pischeddos de octana, sas euros de sodorussa, biado che tiene buscia plene di nare. Si tratta di una filastrocca in cui al non senso di canestri, tegole, nomi di paesi scelti col solo criterio della rima, si unisce il senso preciso della povertà, ormai sentita come privazione, il desiderio del denaro inteso come beatitudine. Altre canzoncine per bambini esprimono il desiderio di una felicità formulato per essi in termini concreti di ricchezza e denaro, con l'avvertenza che si tratta però di bambini piccoli, poiché il bambino appena più grande li saprebbe già troppo lontani dalle possibilità del villaggio e perciò dolorosi, irraggiungibili. Poi abbiamo il silenzio, nell'attesa che nuove forme di vita, di poesia, di cultura sostituiscano quelle primitive. Nel solco aperto tra la vecchia civiltà e la nuova, è lecito intanto chiedersi: cosa sarà del bambino? Un'economia meno povera ma disordinata non consente già più la sua immediata utilizzazione nella comunità e con l'estinguersi dell'istituto del comando lo lascia vuoto di questa particolare attività che gli era propria. Egli, tuttavia, il bambino, poiché i suoi valori non possono essere intrisi, essendo universali ed eterni, continua a essere l'istituto educativo della comunità, dispensatore di bellezza, poesia e bontà. L'adulto è la società nella quale vive, invece, rotto con le primitive strutture lo schema efficiente, seppur rigido e ristretto, dall'educazione primitiva, diminuita e scossa la fiducia nei propri valori, non ha, sembra, nulla da dargli in cambio, per modo che il bambino rischia di essere molto solo. Su questa visione della solitudine del bambino
naturalismo, oppure talvolta no? Abbiamo queste immagini appunto anche molto fugaci, soprattutto dopo il lockdown, dopo la pandemia, no? Il fenomeno dell'hikikomoro, il bambino, l'adolescente che si chiude totalmente al mondo esterno, eccetera, eccetera. Abbiamo anche un po' di stupore perché laddove queste cose le aveva scritte tanto tempo fa, affidandosi appunto a una riflessione in questo senso su un qualcosa, un modello educativo che era anche precedente a lei nel vedere quello che aveva davanti, ed è come se avesse, tra virgolette, previsto quello che poteva accadere, la solitudine del bambino nella sua crescita, un allontanamento dai suoi valori, ok, che non sono valori categoriali. Il bambino fino ai 4 anni non ha neanche minimamente un'idea di un senso morale, non perché non ci arriva, come dicevamo prima, no? Non è il bambino appunto ha delle parti di grande immaturità, è il mestiere suo di avere l'immaturità, nel senso che un bambino ha uno sviluppo cognitivo rapportato giustamente alla sua fase dell'esistenza, che non è né medio né peggio, è semplicemente diverso, non è categoriale. L'emozione del bambino non è un'emozione che io posso individuare come gioia, come dolore, come rabbia, ma questo non vuol dire che il bambino non provi gioia, dolore e rabbia, semplicemente nella funzione cognitiva non ha gli strumenti per codificare, quindi io posso vedere il bambino che passa dalla gioia più esplosiva alla rabbia più violenta, da un momento all'altro. Dici il bambino è un morale, no, è un bambino, ha un sistema cognitivo, un sistema valoriale e morale che è tipico del bambino. Cosa fa l'adulto? L'adulto lo educa, lo fa crescere, lo capisce, lo contiene in un mondo ideale. Le parole sono da un certo punto di vista vuote, ma se non si prende una prospettiva esattamente come fa la Dore, ci guarda in faccia la realtà. Cioè lei dice, guardate che se continuiamo ad allontanarci e a pensare a qualcosa che è fuori dalla base naturale dell'educazione, cioè dall'esperienza, il bambino cresce da solo. E cosa sarà questo bambino da solo quando diventerà un adulto? Se gli manca tutta una fetta di supporto nella crescita. Sembra quasi un ossimoro, in realtà l'adore è espresso in termini semplicissimi, non semplicissimi come lessico, semplicissimi come logica, un qualcosa che si sarebbe poi, che noi avremmo visto adesso e non ce lo saremmo mai aspettati, perché chi si andava ad aspettare che un giorno avremmo fatto una scuola totalmente a distanza per un tot di tempo, che dopo i bambini avessero sviluppato sindrome della caverna, i bambini che non escono più, ma non perché non vogliono più, perché stanno bene a casa loro, cioè adesso la caverna, me ne sto più anche gli adulti hanno sviluppato, gli adulti, questo tipo di meccanismi. Ma ancora peggio appunto quelle forme di chiusura totale, dove la radice, questo è riconosciuto, dove la radice di tutto questo è la solitudine. Qual è la radice della solitudine? Non è colpa del lockdown, è colpa del fatto che ci siamo già allontanati prima dal mondo esistenziale in qualche maniera del bambino. Questo senso di appartenenza, questo su cui riflettevamo prima sulle parole della Dore, o questo fatto di vedere il bambino come unico, per esempio, intanto appunto questo bambino che ci appartiene, non ci muoia, non ci pianga, non ci questo, non ci quello, ok? Ma anche il fatto che sia unico in un ideale di bellezza. Il bambino non è bello, è il bello, no? Su sposo, qui si dirà, esatto, non è uno sposo, è su sposo, cioè proprio lui è unico, è quella cosa, è rappresentazione di gentilezza, bellezza e amore per tutti. Una bambina è savipia per tutti, non necessariamente solo per la mamma, e lo è anche un po' quando è adulta, no? Da noi a Cagliari, no? Come chiamate savipia qui? Come si dice? Uguale? La filosa. La filosa, è lei, capito? È una cosa molto, esatto, è molto, come dire, è un senso di appartenenza, sì, che può essere anche claustrofobico in un certo senso, ma ha un'affettività profonda, è un'affettività, diremmo, verbale, ok? In questo senso. E anche questi ideali di bellezza che un antropologo, non io, un antropologo vero, io mi occupo di antropologia nella misura in cui mi occupo di psicopedagogia e di cultural studies, ma un antropologo vero direbbe: in questo momento di villaggio arretrato si guarda il bello perché gli adulti, è brutto a dirsi, sono sempre parole che mi fanno una daspo, c'è qui il sindaco magari, perché gli adulti erano brutti.
certo, non c'erano nelle strutture, mica c'erano i dentisti così come facciamo adesso, dove aggiusti i denti, aggiusti gli occhi, c'erano occhi storti, arti che mancavano, gambe storte, c'erano cose che mancavano, non c'era l'attenzione che abbiamo adesso un bambino appena nasce, gli vedo il dente dal latte che non è ancora spuntato, sì ma spunterà storto, ma tanto c'è quello di te, non fa niente, mettiti l'apparecchio, ma non hai denti, non fa niente, mettiti l'apparecchio lo stesso. Cioè il bambino già da prima di nascere ha tutta una serie, ed è bellissimo, cioè non è bello, è un'opportunità meravigliosa per tutti. Speriamo di mantenerlo, speriamo di riuscire a mantenere questo standard. Ora non c'è più, come dire, un tipo di difetto, e quando ci sono è veramente grave, e comunque ci sia, poi noi italiani siamo fortunatissimi che se funzionassero le cose avremo una grande, se funzionassero sempre avremo una grande posizione. Nella società arretrata no. Gli adulti avevano una mortalità molto bassa e non avevano le possibilità di tenersi sani e belli, ok? Per cui il bambino, che invece era bello perché era piccolo, era giovane, anche un bambino brutto, era bello lo stesso, perché era sano, perché correva, perché camminava, perché aveva tutti i denti, anche storti, se vogliamo. Adesso quando mai si vede più un bambino con un... Lo so, io ancora ho conosciuto i bambini con l'occlusore, adesso non esiste più, perché ti correggono da è meraviglioso, ma ci fa spiegare perché il bambino della società arretrata era così bello, perché in questo lessico popolare c'è tanto amore diffuso e bello. E una delle chiavi antropologiche è proprio la salvaguardia della specie, in origine questa attenzione. Ok, andrei ancora a una lettura. Il dio della pioggia, colui che anche in questo momento sta picchiettando Plumbeo tutta la sua potenza là fuori sul paese di Rosaria. Il dio della pioggia è dunque per il nostro bambino un essere appartenente alla sua famiglia di sangue o alla sua famiglia tribale. È ancora, esattamente come gli dei paurosi, un essere di genere femminile. Sembrerebbe che soltanto da sua madre possa venire al bambino ogni cosa buona e cattiva, la paura e la protezione. Il dio della pioggia. I bambini lo chiamano in aiuto danzando con i piedi nudi sulla polvere, le braccia levate in un gesto oltre che di implorazione anche di risentimento, minaccia e rabbia. Gli danno l'appellativo di zia. Nella società della quale parliamo, zio è per il bambino non solo lo zio di sangue, ma qualsiasi adulto di una certa età. Zio, zia, zio, ascolta zia. Ecco la canzoncina per invocare la pioggia. Abba terra, zia Vezza, pocoghere su barracocco, su trigu venza 8, esorzu a me su Vezza, abba terra, custudeus chi tenimus estostu e malu a si moere, e sabba chi pedimus, non sui croccas de boe, si abba non nos das oe, mucchida, chi tu chidimus. Ok, così in ultima battuta, appunto, dopo questa suggestiva evocazione, insomma, che ha toccato vari ambiti dei nostri discorsi del pomeriggio, appunto, non possiamo che, diciamo così, raccogliere un po' le somme del nostro discorso di questi dei del bambino, che appunto rappresentano anche lì delle divinità categorizzabili come tutti quelli che sono i funzionamenti del bambino. Sono un valore, un qualcosa in cui crescere, una speranza, una crescita, e l'ambizione del bambino che è nella sua natura. Qual è la prima ambizione del bambino? Vivere.
quale bambino, quale tipo di bambino. Il bambino vuole essere un bambino, ok? E quello che mette in evidenza la Dore probabilmente è: pensiamo proprio a quale può essere il mondo migliore per questo bambino. Lei lo fa con un occhio di riflessione molto molto culturale, però sono discorsi che dovrebbero entrare anche un po' più nella quotidianità per l'utile competente. Non c'è una patente per costruire una società ideale per il bambino. Ci hanno provato in tanti, sempre con dei risultati terrificanti, no? Di avere delle regole troppo strette anche con le migliori intenzioni, ma è sempre stato fallimentare. Sicuramente l'attenzione in senso lato, il pensiero e la riflessione da parte degli adulti, con sempre un occhio di cosa hanno bisogno le nuove generazioni per partecipare con me in questa casa comune, è sempre un'arma vincente. Ok, allora, un'ultima lettura così, in questo senso, anche ironico, perché il discorso appunto del libro è anche, come dicevo, croccante, ma va a toccare dei punti talmente profondi, talmente, è un po' anche una marca questa della pedagogia e della pedagogia in quegli anni. L'universalità è una parola anche difficile da dire. Universalità è come se ci fosse un rifiuto implicito anche a pensarlo, perché è troppo complicato. Però in tutto questo c'è appunto la ragione ironica. Per esempio in questo rapporto con la natura, il richiamo ai cognomi con un richiamo agli animali, ad esempio, che rimandano però a delle caratteristiche delle persone che fanno sempre abbastanza sorridere. Con questo io vi lascio all'ultima piccola lettura, vi ringrazio per l'attenzione e ancora grazie per l'accoglienza. In questi villaggi, dice ancora Raffaele Dore, i cognomi degli uomini hanno la stessa origine. Sono infatti Porcu, che vuol dire maiale, oppure con minore ma ancora sufficiente trasparenza Ladu, che equivale a largo, Morgiolu, che indica semplicemente un'unità di misura, eccetera, eccetera. La Maria Prendi, a ogni modo, è considerata dai ragazzi che le si rivolgono non umana, ma neppure semplicemente un animale o un uccello. Non è un tipo umano come gli uccelli delle favole, non c'è nessuno dietro di essa, anzi è considerata un animale tipo. Ha realizzato pienamente la sua individualità animale, poiché gli si attribuiscono delle caratteristiche precise che la distinguono dagli altri uccelli. Il lungo contatto con la natura, l'osservazione della vita e delle abitudini degli animali e degli uccelli, vale a dire del loro comportamento, ha portato gli uomini delle società naturali alla elaborazione di questo uccello tipo. Qui il rapporto tra i ragazzi e gli uccelli, gli animali e gli uomini, poiché non è affatto trasposto, né idealizzato, né poeticizzato, ma è semplicemente soltanto diretto, ci sembra debba appartenere a uno stadio di civilizzazione che precede appunto la poesia, nella quale risulta inserito, è la favolistica, alla quale non appartiene affatto. Abbiamo detto precede, e questo può riguardare il tempo o solo la scala dei valori della civiltà comunemente acquisiti dalla nostra esperienza, e i ragazzi anche fuori adesso stanno gridando giocosamente, ma anche con un po' di minaccia: Maria Prendi, petto secco, petto stretto, possa tornare a casa tua con una gamba sola. Grazie. Grazie, ringrazio la maestra Maria Bonaleone, la sindaca Agus e tutta l'amministrazione e tutti voi per l'ascolto, anche alla famiglia, sperando che siano arrivate le parole dell'antenata. Grazie.
Allora, adesso chiamo la corale femminile Priamo Gallisei di Nuoro e intanto invito coloro i quali vorranno acquistare il libro, è possibile farlo lì sulla sinistra alla fine della sala. Dopo, a conclusione di tutto l'evento, avremo un momento conviviale nel salone del museo dell'Istituto Mesina. Ho detto sì, cos'è che dovevo dire? Ok, bene. E poi ringrazio la Proloco nella persona di Giovanni Loddo per l'aiuto all'organizzazione di questo evento. Ringrazio la dottoressa Simonetta Guiso per il tantissimo lavoro relativo all'organizzazione, si è prodigata in mille modi, quindi grazie di cuore e grazie ancora a tutti voi e ai cori ovviamente partecipanti. La corale femminile seguirà la mia. Viva